Dal 25 maggio la normativa europea sulla privacy stringe le maglie per garantire una maggiore tutela dei dati personali. Quei dati che sono un bene prezioso, oggetto di appetiti criminali, economici ed anche alimentano l'ego di quanti trovano compiacimento nel violare i server più blindati. E una università come quella di Padova, con quasi 60.000 studenti, dispone di un patrimonio immenso di informazioni utili ai fini più disparati. Per combattere i crimini informatici di qualsiasi natura è stato siglato al BO un accordo di collaborazione tra Ateneo e Polizia Postale del Veneto per, da un lato, tutelare il database dell'università, dall'altro fornire alle forze dell'ordine la competenza di ricercatori informatici di cui dispone il mondo accademico. Sarà un rapporto diretto anche con i responsabili dell'IT dell'università, per cui se ci sono particolari attacchi, se ci sono degli alert o delle segnalazioni che richiedono un immediato intervento per capire esattamente di che cosa si tratta, ovviamente c'è un filo diretto e quindi si lavora insieme per impedire ovviamente che l'attacco sia compiuto. Il tema è lavorare insieme perché la capacità tecnologica di hacker e criminali, perché così vanno chiamati, cresce sempre più e quindi bisogna rispondere con la conoscenza, con l'innovazione, con la scienza, e noi mettiamo a disposizione questo, quindi la volontà è quella di lavorare insieme per trovare le risposte ad attacchi che sono sempre più evoluti e sempre più pericolosi. Li avete subiti? Ma subiti come qualunque istituzione, come qualunque cittadino, ne subiamo tutti i giorni centinaia di intrusioni o tentativi di intrusione alle nostre reti informatiche. La domanda è se abbiamo avuto finora danni significativi e fortunatamente no. Dedichiamo molta attenzione alla protezione dei nostri dati e finora non ne abbiamo avuti. Però questo non ci deve fare abbassare la guardia, ricordando che abitano l'università decine di migliaia di ragazzi che devono proteggere il loro presente e il loro futuro. L'hacker nella sua accezione non è un termine negativo, chi sa ben smanettare, come diciamo in gergo tecnico, cioè chi conosce bene la tecnologia e come muoversi all'interno della rete, può soltanto provare quella sensazione di potere nei confronti di questo mondo virtuale. Naturalmente i primi a difendersi dobbiamo essere noi e la consapevolezza, cioè la conoscenza dei nostri comportamenti è fondamentale, perché mettiamo a rischio la nostra vita privata e se si tratta di minori potete immaginare che grosso danno si può fare.